Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Molte le notizie di cronaca che caratterizzano questa edizione odierna, perché è successo di nuovo. Vi avevamo raccontato la scorsa settimana dell'assalto della banda delle Griffe allo stabilimento di Prada. Ebbene, è successo anche a Breganze, nel Vicentino, dove è stato appunto assaltato lo stabilimento di un'azienda di capi di moda. Ve li racconteremo questo nel corso del nostro TG, ma c'è anche un'altra notizia che ci arriva da Treviso, ed è quella relativa a nuove aggressioni con rapine, tentati scippi ai danni di persone anziane. I carabinieri hanno denunciato 2 ragazzini giovanissimi. È accaduto a Conegliano, ci racconta tutto dal comando provinciale dei carabinieri di Treviso la nostra Daniela Sizia. A te, Daniela. Ci troviamo al comando dei carabinieri di Treviso, sono in compagnia del tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri. Intanto buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'ospitalità. 2 giovanissimi che sono stati denunciati perché presunti responsabili di 3 colpi, 2 tentati scippi e una rapina avvenuti a Conegliano, davvero giovanissimi, uno addirittura con meno di 14 anni. Sì, è un episodio grave, ma che per fortuna è stato risolto brillantemente nel giro di poche ore dai colleghi di Conegliano, anche in collaborazione con i colleghi della Polizia Locale. Ha riguardato 3 episodi avvenuti tutti nello stesso giorno, a poche ore di distanza. Si tratta di 2 tentati scippi e di una rapina che ha visto coinvolta una signora che ha riportato una lieve escoriazione alla mano. I 2 presunti autori, come diceva, sono 2 ragazzi giovanissimi. Parliamo di un infra-14enne di origine colombiana e di un 14enne di origine dominicana, 2 persone appartenenti a famiglie stanziali sul territorio, ma che non avevano mai avuto questo tipo di comportamento. Per noi non sono vecchie conoscenze, sono ragazzi che conosciamo per la prima volta. In questo caso il modus operandi era abbastanza collaudato, hanno aggredito le signore che stavano passeggiando in strada, prendendole per le spalle, dopodiché scaraventandole a terra e tentando di strappargli la borsa. In 2 casi, come dicevo, non ci sono riusciti perché per fortuna le vittime sono riuscite a trattenersi la borsa. Nell'ultimo caso invece la borsa è stata sottratta e l'abbiamo trovata per fortuna poco distante. Ecco, comandante, si diceva prima, non sembrano ragazzini appartenenti a qualche baby gang. No, al momento non hanno colleganze col territorio se non per la residenza e per appunto la stanzialità dei genitori. Stiamo verificando, in particolare uno ancora che risulta tra virgolette irreperibile perché è rientrato momentaneamente con la famiglia di origine nel loro paese, e quindi stiamo attendendo poi il ritorno per poter accertare qualcosa di più importante, anche perché l'identificazione è avvenuta tramite il sistema di videosorveglianza comunale. Ecco perché appunto le polizie locali ci ha dato anche una grossa mano in questo senso, e soprattutto il più piccolo dei 2, quando è stato individuato all'esito della perquisizione all'interno degli slip abbiamo trovato la tessera del codice fiscale sanitaria appartenente appunto all'ultima vittima, che probabilmente voleva utilizzare per le macchinette, perché sennò è inspiegabile anche questo. Sì, che è l'unico movente plausibile per cui ha trattenuto quella tessera, che è stata tra l'altro probabilmente anche la sua sfortuna, tra virgolette, proprio perché grazie a quello siamo riusciti a collegarlo all'ultimo episodio che abbiamo rilevato. Comandante, trovarsi di fronte a 2 giovanissimi, perché parliamo di un 13enne e di un 14enne, è davvero un fenomeno che preoccupa sempre di più, perché parliamo di baby gang, parliamo di giovanissimi, ma questi davvero sono piccoli, possiamo dire così.
Sì, preoccupa nella misura in cui probabilmente a volte questi comportamenti sono guidati più da un istinto che da un ragionamento, nel senso, io non sono un sociologo, però mi rendo conto a volte, confrontandosi con questi ragazzi, che non hanno la percezione della gravità dei loro comportamenti, quindi un gioco che però si trasforma in un comportamento penalmente rilevante e che chiaramente crea dei grossi problemi anche alle vittime, perché in questo caso nelle prime due si è rilevato soltanto un tentativo, ma nel terzo caso la signora è stata buttata a terra ed ha riportato anche delle conseguenze fisiche, per cui questi comportamenti, come abbiamo visto, come abbiamo detto, hanno dei risvolti penali e comportamenti penalmente rilevanti che portano anche a gravi conseguenze. E fra l'altro, comandante, proprio per una somma esigua, mi pare 50 euro se non sbaglio nell'ultimo colpo. Sì, confermo, parliamo veramente di cifre esigue, per cui a volte il gesto non è giustificato neanche dal compenso che potrebbero andare a percepire lecitamente. Grazie davvero, grazie comandante, da Treviso è tutto. E continuiamo con la cronaca, con una notizia che ci arriva da Padova e che vede coinvolti dei giovani. C'è stata un'aggressione davanti ad una discoteca, ferito un 19enne trevigiano che ora rischia di perdere un occhio. Ci racconta tutto Marta Zatta. Violenta aggressione proprio qui in via Montà a Padova, alle mie spalle la discoteca Next, dove alle 4:40 di circa di notte di domenica scorsa si è consumata una violenta aggressione ai danni di un giovane, un 19enne trevigiano, colpito con un coccio di una bottiglia da parte di un 21enne di origine tunisina ma residente a Mortise. Tutto è nato, appunto, lo dicevamo, attorno alle 4 di notte, quando la giovane vittima era insieme ad altri amici ed è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi che appunto l'hanno cercato di intimidirlo, di stuzzicarlo, e l'hanno appunto aggredito colpendolo con la bottiglia sull'occhio sinistro. Il ragazzo ha necessitato di un intervento d'urgenza perché appunto ha riferito che non ci vedeva più. A quel punto gli amici della vittima hanno inseguito l'auto all'interno della quale c'era anche l'aggressore. L'inseguimento è terminato in zona Portello a Padova. Qui gli amici, l'aggressore e i suoi amici hanno iniziato a lanciare sassi attorno all'auto degli amici della vittima. A quel punto sono ritornati proprio qui dove sono intervenuti gli agenti della questura, gli hanno fornito la foto della targa dell'auto. Gli agenti della questura quindi sono risaliti all'auto del 21enne aggressore proprio in zona Mortise. L'hanno trovato, l'hanno bloccato e l'hanno trovato appunto con ancora le tracce di sangue sul volto, sulle mani e anche sull'auto. A quel punto il giovane aggressore è stato arrestato, è stato portato nel carcere Due Palazzi di Padova e il questore di Padova Marco Dorisio ha richiesto anche la revoca del permesso di soggiorno. Ed ora con la cronaca andiamo nel Vicentino a Breganze, dove si è verificato un altro colpo ai danni di uno dei grandi magazzini della moda, delle grandi firme che sono presenti nella nostra regione, dopo quello accaduto la scorsa settimana al magazzino di Prada di Arino di Dolo. Sentiamo quindi cos'è accaduto a Breganze con la nostra Vanessa Banzato. A te, buongiorno. Buongiorno a te Marta e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, l'ennesimo assalto a un'azienda che si occupa della produzione di capi d'abbigliamento per le grandi firme italiane. Ci troviamo in via Maglio a Breganze davanti proprio alla Prandina, come il titolare Filippo Prandina. I ladri hanno sfondato il cancello d'ingresso per poi sfondare con un furgone l'accesso al magazzino dell'azienda, non prima d'aver bloccato le strade con alcune automobili rubate. Filippo Prandina, un assalto in piena regola.
Sì, era già successo un anno fa e questa banda è organizzata, sa perfettamente come muoversi, quindi probabilmente degli informatori, perché appunto in 8 minuti 1:08 è scattato l'allarme, ancora tra l'altro in arrivo il furgone perché scatta all'esterno dell'azienda, alle 1:16 se ne sono andati, quindi tempi brevissimi per appunto un colpo probabilmente pensato prima. Hanno sfondato questo cancello di ingresso proprio al magazzino. Una volta dentro al magazzino sono andati appunto ad aprire, forzandola, la porta che conduce al reparto produzione. Quanto materiale hanno rubato? Ma erano circa 100.000 euro di valore, diciamo che qui abbiamo appunto teniamo i capi finiti e anche in produzione non teniamo mai tantissimo perché appunto tra lo stiro e consegniamo subito per tenere meno possibile, però una parte erano anche capi storici, capi diciamo della storia della nostra azienda accumulati negli anni che servivano anche per la ricerca, per presentare appunto i materiali nuovi, per studiare cose nuove, però purtroppo appunto hanno portato via quasi tutto insomma. E hanno, si diceva, bloccato appunto le strade con delle auto che sono risultate rubate dai vicini, dalle abitazioni vicine. Sì, qui a Breganze, perché poi la sera io quando sono arrivato ho dovuto fare il giro 2 volte in 2 strade diverse perché ho trovato appunto queste 4 macchine posizionate a 100 metri l'una dall'altra per bloccare la strada. Loro avevano studiato una via di fuga che è una strada diciamo secondaria sterrata per fuggire e quindi anch'io ho dovuto aspettare fuori le forze dell'ordine. La particolarità è quella che il furgone che è stato utilizzato per sfondare il portone d'ingresso è stato ritrovato nello stesso punto dove è stato ritrovato l'altra volta il furgone che avevano usato. Sì, un anno fa avevano rubato anche il mio furgone, l'ho ritrovato tra l'altro circa un mese e mezzo fa nella zona di Modena e altrettanto adesso il giorno dopo in questo caso qua hanno trovato il furgone rubato sempre più o meno in quella stessa zona. Quindi questo fa capire chiaramente che si tratta della stessa banda. In quanti erano? Allora, dalle telecamere si vedono 5 persone e anche l'altra volta erano 6. Pensiamo sia la stessa banda, certamente non abbiamo ancora le prove, stanno studiando, però insomma fa presumere che tutto sia stato studiato nella stessa modo. Modus operandi praticamente identico, solo che lei dice se nel primo caso avevo una sorveglianza molto più ridotta, si è attrezzato nel tempo perché ha posizionato telecamere praticamente ovunque, ma questo non è servito a nulla. Sì, abbiamo appunto tutto intorno al magazzino, abbiamo le telecamere e in più abbiamo rinforzato tutte le cancellate di uscita e il portone, però evidentemente appunto l'hanno sfondato, sapevano appunto come agire, dove erano probabilmente i punti deboli. Adesso dobbiamo diciamo ristudiare ancora una volta come difenderci da questi ladri insomma. Certo è che c'è rabbia quando succedono queste cose. Sì, più che altro appunto 2 volte non è facile perché poi tenti sempre di ricostruire, di dire ok vabbè si riparte e anche questa volta faremo la stessa cosa, non molliamo. Certo che non è facile perché poi devi appunto ripensare a come ripartire sia economicamente ma anche appunto psicologicamente alla fine. E il fatto che siano prese di mira ultimamente proprio ditte come la vostra che sono legate a firme ad alta moda e quant'altro, cosa le fa pensare? Ma probabilmente il prodotto come il nostro, come l'oro, è facile diciamo metterlo subito sul mercato, quindi evidentemente la facilità di reperire, di portare via ma anche di collocarlo è probabilmente quello che diciamo fa sì che siamo un po' bersaglio di queste persone. Adesso ovviamente i carabinieri stanno portando avanti tutte le indagini, andranno a visionare ancora una volta tutte le immagini che sono state catturate dalle telecamere della videosorveglianza della Prandina qui di Via Maglio a Breganze per cercare di risalire agli autori di questo ennesimo colpo in aziende. Per il momento da Breganze è tutto. Marta, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato per questo collegamento con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Noi restiamo nel Vicentino, andiamo a Longare perché un'anziana è stata derubata al cimitero di Costozza da una donna che fingendosi fisioterapista si è avvicinata e le ha rubato la collana. Il sindaco allerta i cittadini. Ci aggiorna Luisa Bertini.
Siamo davanti al cimitero di Costozza a Longare in compagnia del sindaco Matteo Zennaro, perché lunedì, proprio ad ora di pranzo, qui si è consumato uno spiacevole episodio in cui un'anziana è stata vittima di un raggiro, è stata derubata della collana. Cosa è successo? Sì, purtroppo è un episodio davvero molto triste che è successo l'altro giorno, dove essenzialmente una signora anziana all'interno del cimitero è stata avvicinata da una sedicente fisioterapista che con abilità è riuscita, fingendole appunto di soccorrerla e di aiutarla, le ha sottratto sostanzialmente la collana. Ha finto di essere una fisioterapista che stava aprendo un negozio qui nelle prossimità del nostro territorio e con questa scusa l'ha raggirata e le ha appunto sottratto la collana. Lei ha allertato immediatamente i cittadini, intanto le indagini sono in corso anche attraverso il sistema di videosorveglianza. Sì, in questo momento stiamo lavorando in maniera molto capillare, analizzando tutte le immagini della videosorveglianza a noi a disposizione e dico che contiamo di poter garantire presto questa delinquente alla giustizia. Ecco, sindaco, tra l'altro qui in cimitero non è un episodio singolo, perché già una decina di giorni fa erano stati derubati dei profili in rame. Sì, qualche notte fa purtroppo all'interno sempre del cimitero sono state divelte le coperture, essenzialmente cappotti delle tombe di famiglia, ed è stato portato via numeroso, insomma un quantitativo abbastanza ingente, ecco, di rame da parte appunto di ladri. Anche in quel caso siamo convinti di poter dare un contributo positivo alle indagini attraverso il sistema di videosorveglianza. È un aspetto molto importante del nostro territorio, perché abbiamo lavorato in maniera molto capillare appunto sul riuscire a inserire tutta una serie di videosorveglianza di controllo varchi all'interno del nostro territorio, e quindi attraverso questi strumenti siamo convinti di poter identificare questi soggetti. Intanto lei mette in allerta i cittadini per stare attenti. È fondamentale, la prevenzione è fondamentale, noi lavoreremo sicuramente sulle indagini, però quello che è importantissimo è riuscire a prevenire questi episodi. È molto difficile perché soprattutto queste truffe sono veramente molto pesanti, perché vanno a colpire soggetti fragili che ripongono fiducia nel prossimo come gli anziani, e questo è davvero molto spiacevole, però è fondamentale che si crei una consapevolezza da parte delle persone di cercare di evitare ogni contatto e di lavorare appunto con un sistema di consapevolezza che permetta di prevenire. Non è semplice, però l'informazione è molto utile. Ecco, io ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Grazie a Luisa Bertini. Noi proseguiamo con la cronaca e torniamo a parlare del gravissimo incidente domestico che si è verificato nel pomeriggio di ieri a San Stino di Livenza, dove una bimba di 8 mesi è caduta dal divano di casa sbattendo violentemente la testa. La piccola nell'impatto ha perso i sensi. Immediata la chiamata al 118, vista la gravità, la bimba è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Padova, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata nella rianimazione pediatrica. E sono stazionarie anche le condizioni della studentessa di 22 anni investita. Ieri mattina a Padova anche Bus Italia ha avviato un'indagine interna. Resta ricoverata nella terapia intensiva dell'azienda ospedaliera in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stazionarie, un segnale incoraggiante per la studentessa 22enne di Milano investita da un pullman di linea ieri mattina a Padova. Erano le 8 quando la giovane, che frequenta l'università, è stata travolta mentre attraversava in via Gozzi sulle strisce pedonali proprio davanti al comando della polizia locale. Immediati sono stati soccorsi prestati alla giovane dai passanti e dagli agenti, che poi hanno condotto i rilievi. A lungo è stato interrogato l'autista, un 57enne molto esperto, che è risultato negativo agli esami alcolemici e tossicologici. Sull'incidente anche Bus Italia Veneto ha aperto un'indagine interna. L'autobus coinvolto prestava servizio sulla linea 2 Carrare e in quel momento proveniva vuoto dalla stazione diretto verso il centro città. C'è da capire cosa sia accaduto e quali siano le esatte cause del drammatico incidente. Nel frattempo anche dall'azienda massima la vicinanza alla studentessa e alla famiglia, nella speranza che si possa riprendere al più presto.
Ed ora andiamo a Venezia, dove è lutto in tutta la diocesi per la scomparsa di Monsignor Dino Pistolato. È stato colto da un'ischemia ed aveva solo 68 anni, ma ci aggiorna Ilaria Marchiori. A te Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, lutto nella diocesi veneziana ma in tutto il patriarcato per la scomparsa di Monsignor Dino Pistolato, parroco di Gambarare di Mira, ma lo ricordiamo soprattutto perché è stato a lungo direttore della Caritas veneziana. La notizia è arrivata ieri nel tardo pomeriggio. Don Dino era stato colpito appunto da un'ischemia qualche giorno fa, poi il ricovero, ma le sue condizioni si sono aggravate. Qui insieme a noi c'è Don Fabio Longoni della parrocchia Santissima Trinità. Lei lo conosceva bene, siete anche coetanei? Sì, siamo coetanei, abbiamo frequentato, per lui era l'inizio del seminario, cioè gli ultimi 5 anni, quindi praticamente filosofia e teologia, e siamo stati ordinati sacerdoti insieme. È stata una persona che ho conosciuto quindi fin da ragazzo, sempre generoso, sempre disponibile, e direi che la sua vocazione da un punto di vista organizzativo, anche di conoscenza un po' di quelle che sono le realtà della gente, delle trasformazioni in atto, soprattutto dell'attenzione ai poveri, è stata un po' il suo sforzo continuo di andare incontro, diciamo, a questa dinamica secondo la logica proprio del Vangelo, no? Quindi ama il Signore Dio tuo, ama il prossimo tuo. Ecco, amare il prossimo tuo per Don Dino è stato anche una capacità di trasformarlo in azione, di trasformarlo in linee anche pastorali, cioè perché tutte le parrocchie lo seguissero chiaramente la Chiesa in questo ambito molto complicato, soprattutto nei tempi che abbiamo trascorso, anche di grandi difficoltà, e direi anche con una capacità di innovazione all'interno di quelle strutture fondamentali che poi costituiscono anche l'ossatura della diocesi veneziana intorno al tema della carità, inerente a tutte le situazioni di disagio. Ne posso citare alcune, chiaramente i poveri, quelli che tutti conosciamo, i senza tetto, ma anche chiaramente le persone che subiscono violenza, le donne, e poi anche tutte quelle situazioni chiaramente che sono il livello di immigrazione, cioè di sopravvivenza pura, insomma. Ecco, lui è sempre stato una persona assolutamente sensibile. Ecco, si era occupato a lungo anche della questione migranti nel periodo clou. Sì, direi di sì, e cercando proprio di ottemperare quelle che sono le cause della giustizia, che non deve essere data come elemosina, per cui per lui anche certi aspetti del carattere che ho visto sottolineati sui giornali anche stamattina, no? Di un carattere molto, molto forte, molto chiaro anche nel dire le cose secondo una logica appunto di giustizia, erano su questa linea, cioè dobbiamo evitare le cause della povertà, non solo lenirla attraverso gli interventi legati a quelle situazioni che emergono, cioè dobbiamo andare alla radice. Ecco perché anche il suo impegno nella cooperazione, il suo impegno cioè in costruire quelle cose che dando lavoro davano anche la dignità necessaria affinché una persona potesse essere promossa e svilupparsi proprio sia dal punto di vista materiale ma anche quello spirituale. Ecco, Don Dino non ha mai avuto paura di dire ciò che pensava, anche a volte andando in contrasto, no, con altri colleghi della Chiesa. Ma ecco, questo direi che non lo posso dire con certezza. È sicuramente che quando tu sei in questa logica di attenzione al povero, magari al di là della Chiesa, io direi un po' verso tutte quelle persone che tendono a limitarsi appunto a una carità come elemosina, cioè do qualcosa finché il problema sussiste, ma poi mi ritiro. Quello che facciamo noi quando ci sono catastrofi, situazioni, no? Interveniamo con una piccola offerta, abbiamo cercato di risolvere nella nostra coscienza tutto quello che eventualmente ci rimorde. Ecco, lui era contrario a questo può aver causato qualche volta qualche frizione, ma in uno spirito, secondo me, assolutamente costruttivo e di comunione, perché direi anche che questa comunione è avvenuta sia con i vescovi precedenti, cioè con Monsignor Cè, con Monsignor Scola e anche naturalmente con l'attuale Monsignor Moraglia.
Grazie a Don Fabio Longoni, parrocchia Santissima Trinità. Qui da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Noi continuiamo con la cronaca da Padova, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato un laboratorio tessile che aveva debiti per 2 milioni con il fisco e sono stati trovati anche dei lavoratori in nero. Un laboratorio di 80 metri quadri, all'interno 2 lavoratori in nero clandestini in condizioni di degrado e pericolo. Ecco cosa hanno trovato i finanzieri insieme ai tecnici dell'Ispettorato del Lavoro quando sono entrati in un laboratorio tessile di Vigonza, gestito da imprese apri e chiudi gravate da debiti verso l'erario. I finanzieri hanno effettuato un sequestro d'urgenza dell'immobile di 10 macchinari e 10 banchi da lavoro. L'amministratore del laboratorio, che operava sulla base di commesse ricevute da imprese locali, è stato segnalato alla procura per violazione delle norme di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul luogo di lavoro e impiego di manodopera clandestina. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato anche numerose violazioni alla normativa di sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli accertamenti fiscali hanno poi rilevato debiti con il fisco per circa 2 milioni e 600 mila euro da parte delle 4 ditte, tutte amministrate da stranieri che dal 2008 hanno gestito il laboratorio tessile. Si tratta di imprese apri e chiudi che, dopo essere divenute insolventi con l'amministrazione finanziaria, trasferivano personale e macchinari in una nuova impresa costituita ad hoc, la quale continuava ad operare nello stesso luogo con gli stessi clienti e fornitori, cambiando solo ragione sociale e partita IVA. Ed ora la politica, il verdetto referendario attorno al ministro alla giustizia Carlo Nordio, si è scatenata la classica tempesta perfetta, e questo anche dopo le dimissioni del sottosegretario Andrea Del Mastro e del capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi, avvenute nella serata di ieri. Ma Nordio intanto tira dritto, ammette la responsabilità politica e non rassegna le dimissioni. Non ci saranno conseguenze per il governo, ma si riparta dalle esigenze dei territori, dice il sindaco di Treviso, Mario Conte. Sentiamo. Da un lato la missione della sconfitta, di cui si assume, testuali parole, la responsabilità politica, dall'altro la volontà di non dimettersi e arrivare a fine legislatura. All'indomani del verdetto referendario è il guardasigilli trevigiano Carlo Nordio ad avere gli occhi della politica e non solo puntati addosso. Le prime dichiarazioni di giornata sono quindi le sue, ma per quanto precise non spengono la polemica. Anzi, anche in Consiglio regionale c'è chi al ministro chiede un passo indietro. Io penso che un ministro che tra l'altro pronuncia determinate parole, non solo lui ma anche parte dei propri colleghi durante un referendum così delicato sulla Costituzione, non meriti di rimanere al suo posto. La difesa che non ti aspetti arriva dal Dem Giovanni Manildo, trevigiano come Nordio. Rispetto a Nordio le parole di onestà intellettuale che ha avuto mi sono molto piaciute e conoscendolo penso che c'era da aspettarsele. Penso che nell'ultimo periodo non sia stato più lui il frontman di questa campagna referendaria, ma sia stata proprio la Meloni stessa. C'è poi il fronte interno con gli equilibri tra meloniani e Lega, con le regioni a guida Carroccio, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, dove a prevalere è stato il sì, record a Verona, terra del leghista Matteo Pressi. Io non credo che ci siano sul tavolo le dimissioni del ministro Nordio. Lui si è correttamente preso la responsabilità politica della proposta che è stata fatta attraverso la riforma, ha correttamente riconosciuto che il risultato non è quello sperato, cioè dell'approvazione della riforma. Detto questo, la riforma è una parte del lavoro complessivo che spetta al Ministro della Giustizia. E infatti Nordio, sempre in giornata, ha già preannunciato il suo obiettivo, ovvero il piano carceri, riduzione delle carcerazioni preventive ed espiazione della pena nei paesi d'origine. Insomma, si va avanti, ma forse non come prima. Per Mario Conte si deve ripartire dai territori. A Treviso capoluogo, città di Nordio, il no ha vinto, seppure di misura, sul sì, e questo, lo sa bene anche Conte, non è un dettaglio. Conseguenza per il governo? Nessuna. Certamente però forse un eccesso di sicurezza nell'approccio a questa esperienza amministrativa non ha beneficiato, quindi dobbiamo tutti quanti tornare con i piedi per terra, evitare situazioni imbarazzanti che hanno caratterizzato soprattutto questo ultimo periodo, tornare ad ascoltare
quelle che sono le istanze dei territori. Credo che il governo non debba muoversi, perché l'ha detto e lo deve confermare, perché per serietà si va alle elezioni e poi ritorniamo al giudizio dell'elettorato, però stavolta in maniera composita, non su un unico argomento. L'insegnamento che il popolo ha dato più volte al Parlamento di non procedere a colpi di maggioranza sulle riforme costituzionali come fece Renzi e come oggi ha fatto l'attuale governo non è stato accolto, e credo che sia una lezione sul tema di come la politica debba assumersi le proprie responsabilità, non delegarle al popolo. Scivoloni e divisioni non hanno aiutato la campagna referendaria per il sì, secondo il presidente nazionale delle ACLI Manfredonia. L'associazione era schierata per il no. I temi da affrontare per quanto riguarda la giustizia, dice, sono altri. Sentiamo. La Costituzione si può cambiare, ma va cambiata cercando la maggior convergenza possibile. Basta di cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza, e questo è un messaggio per tutti gli schieramenti politici, non soltanto quello che ha presentato oggi la riforma costituzionale. E poi c'è il tema giustizia, che è un tema importante, ha richiamato quasi 60% degli elettori a votare, e probabilmente però il tema giustizia deve riguardare di più la vita delle persone, quindi il tema della lunghezza, il tema appunto della certezza delle pene, il tema dei costi della giustizia. Ecco, ci sono tanti elementi che devono essere portati magari a riforma, invece questa riforma proposta e come è stata proposta, gli italiani l'hanno rigettata. Certo, Nordio sente il peso e la responsabilità rispetto a aver proposto una riforma del genere. Ci sta che abbia come conseguenza le sue dimissioni, perché è una questione puramente anche politica, ma non credo che sia quello che deve chiedere la società civile. Quello che dobbiamo chiedere è che d'ora in poi le riforme e che siano sempre più appannaggio di un dialogo, dove appunto si cerchi la maggior convergenza possibile, pur rimanendo nelle proprie idee. Ecco, mi aspetto questo, quello che è mancato. Dividerci su alcune questioni, per quanto importanti, non credo convenga a nessuno. E l'esito del referendum scuote anche la campagna elettorale per le amministrative a Venezia. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, pur avendo votato sì, legge l'esito del referendum sulla giustizia come un segnale di cambiamento e una spinta utile in vista delle amministrative, pur ammettendo che non sarà semplice trainare tutti. Trainare tutti sarà complicato, speriamo di potercela fare. Il no dei giovani, che secondo me non sono entrati tecnicamente nella riforma, questo è il mio parere ovviamente, ma sono spaventati da quello che sta succedendo a livello internazionale. Penso che i giovani hanno dato un segnale di pace, vogliono la pace, hanno paura di questa roba qua e io li capisco. Di segno opposto Monica Sambo, consigliera regionale del PD schierata per il no, interpreta il risultato come parte di un trend e una scelta consapevole dell'elettorato. È un trend positivo per il centro-sinistra che dalle europee e poi con le regionali è risultato sempre vincente a Venezia, e questo ovviamente ci dà ancora di più la carica per le prossime elezioni, che sono quelle amministrative di importanza fondamentale per la città, e i dati insomma in qualche modo ci danno ragione. Il referendum assume così un valore politico. A Venezia, dove il no ha raggiunto il 55,13%, ci si interroga su un possibile ritorno a un orientamento di centrosinistra. Dal fronte del sì, l'esito rappresenta un campanello d'allarme, sebbene non decisivo. Non so se si possa dire così, direi di no. Cioè, direi che questo lo decideranno i cittadini quando andranno a votare tra centrodestra e centrosinistra o coi candidati, dipende molto dai candidati. Direi che qualcuno sta cercando di strumentalizzare il voto ancora una volta dei giovani e del popolo, che è sovrano, che ha votato su un referendum tecnico e ha deciso come il popolo sa fare. Il fronte del no parla invece di un'importante base di rilancio in vista delle imminenti amministrative.
le nostre proposte a partire dalla casa, dall'abitare, ma anche sulla sanità, sulla sicurezza, che sono temi fondamentali per i cittadini e che ci chiedono in queste settimane, anche quando siamo andati a parlare del referendum, ci chiedevano di cambiare anche Venezia, e siamo certi che questo cambiamento sia possibile. E per il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Martella, la vittoria del no a Venezia è sintomo di una voglia di cambiamento in città. Sentiamo. Venezia ha detto no in modo inequivocabile ad una riforma della Costituzione sbagliata che non andava incontro ai reali interessi dei cittadini per una giustizia migliore e più efficace. E Venezia ha detto sì anche a una grande voglia di cambiamento. C'è bisogno di un'aria nuova, c'è bisogno di un modo di governare la città basata sul rispetto, sul coinvolgimento, sull'ascolto dei cittadini. Venezia è grande, complessa, diversa, c'è la terraferma, la città d'acqua, le isole e quindi ci sono molti incontri. Questa mattina eravamo al Lido e siamo stati al mercato, siamo stati ad incontrare i cittadini delle associazioni, abbiamo incontrato tante persone, anche lì riscontrando una voglia di cambiamento. E poi c'è la terraferma, si parla di rigenerazione. Sì, ho visto che da parte dell'amministrazione uscente, dopo aver fatto quasi nulla a proposito di rigenerazione urbana della città, oggi si prendono meriti che nemmeno hanno rispetto alle azioni invece che ha fatto la Fondazione Venezia e il Museo Le Menove. E quindi ho detto che si fa con i fatti, non con le parole. Soprattutto non è credibile chi pensa di dire delle cose oggi dopo che non le ha fatte per 11 anni, e mentre noi metteremo la rigenerazione della città tra i punti qualificanti del nostro programma. Una delle criticità del veneziano è rappresentata proprio dall'area di Mestre, di Via Piave. Associazioni e comitati avanzano proposte concrete per migliorare appunto una delle zone più calde della città, e ai candidati sindaco è stata presentata una lista di 14 richieste per migliorare la sicurezza. Vorremmo naturalmente che questa questione della sicurezza non diventasse uno slogan in questo periodo fino a maggio, ma che diventasse una trasformazione reale e concreta di azioni sul territorio. Un monito diretto ai candidati sindaco di Venezia dopo anni di lavoro, incontri e questionari sulla vita in Via Piave e più in generale a Mestre. Si muove l'associazione Gruppo di Lavoro che insieme a Riprendiamoci la città ha stilato una serie di 14 punti, di fatto richieste, sulla sicurezza elaborati con l'aiuto di circa 100 residenti di Via Piave. Abbiamo fatto un sunto di queste informazioni raccolte da centinaia di cittadini per lanciare ai candidati sindaci eventuali proposte che loro adotteranno nei loro programmi elettorali. Riconoscere la sicurezza come bene pubblico, affiancare politiche sociali e urbanistiche alla repressione, garantire prossimità e presenza nei quartieri, promuovere rigenerazione urbana partecipata. Questi alcuni dei punti principali stilati dalle associazioni, tra loro 3 priorità che i cittadini chiedono ai candidati. Un recupero delle case e per restituire residenzialità ai lavoratori e alle lavoratrici. Seconda priorità sono la questione dello spaccio, sul quale si sta contrastando, ma con azioni aggiuntive, innovative e coordinate con altre leve come sono quelle di interventi di servizi sociali e sociosanitari. E la terza ed ultima priorità è una richiesta di ricostituire comunità attraverso iniziative dal basso. La richiesta è dunque quella di favorire una maggiore integrazione sociale in un luogo dove cittadini stranieri e mestrini lavorano a stretto contatto, ma di fatto senza incontrarsi mai. Dobbiamo pensare che qua il 26% della popolazione del rione Piave è straniero e il 26% della popolazione ha più di 65 anni, che sentono l'insicurezza percepita molto fortemente. Bisogna fare molto di più. E c'è anche un'altra conseguenza della vittoria del no al referendum sulla giustizia che riguarda direttamente il nostro territorio, ed è quella del futuro del Tribunale di Bassano. Il progetto di riapertura rischia quindi di finire nel tritacarne della resa dei conti politica. Sentiamo. Il referendum sulla giustizia è andato in archivio. Ha vinto il no, ma questo lo sapete già.
Quel che tutti si chiedono ora è quali saranno le ripercussioni sulla politica nazionale e soprattutto su quella locale. Il primo contraccolpo è per il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che solo pochi giorni fa era a Bassano del Grappa per lanciare la volata del sì al referendum. Il Guardasigilli si è assunto la responsabilità politica della tornata referendaria e di eventuali difetti di comunicazione o impostazione. Le ricadute locali però potrebbero essere molto importanti. Se vi è venuto in mente il Tribunale della Pedemontana e il progetto che giace nei cassetti del Parlamento, ebbene sì, quello potrebbe essere un problema. La domanda è molto semplice. Il Tribunale di Bassano rischia di finire nel tritacarne della resa dei conti post-referendum? Nordio ci ha sempre messo la faccia e anche quando è arrivato a Bassano ha risposto così al sindaco Nicola Finco, che gli chiedeva rassicurazioni sull'argomento. Sentite. Finito questo momento concitato di cui parliamo subito, che riguarda il referendum, sicuramente riprenderemo in mano e talloneremo il Parlamento e quindi voi sapete che il governo ha fatto la sua parte, però lo porteremo sicuramente a compimento. Già, ma tirare per la giacca il Parlamento con una vittoria, un referendum storico in tasca è una faccenda. Ben altra cosa è chiedere conto di un percorso molto osteggiato dopo quello che è accaduto domenica e lunedì. E quindi sono in molti nella zona che da anni chiede l'apertura del Tribunale a preoccuparsi per lo scatto finale, che per qualcuno potrebbe trasformarsi in un letargo del progetto fino a fine legislatura. E chi arriverà dopo se ne occuperà, oppure no. Per questo serve qui e adesso una presa di posizione del territorio nuova e più forte che mai, per far sentire fino a Roma, magari tramite i rappresentanti di una zona che vanta il PIL di un piccolo Stato, tutta la voce dei cittadini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo ora in città, a Treviso, con Daniela Sizia. Siamo a Piazzale Burchiellati, dove è in corso dalle prime ore di questa mattina una giornata dedicata alla sicurezza stradale, rivolta ai cittadini e rivolta ai ragazzi delle scuole. A te Daniela, buongiorno di nuovo. Buongiorno Marta, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, siamo in Piazza Burchiellati insieme a Angelo Centola, direttore dell'ACI di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Una giornata che ha riscosso davvero un ottimo successo, tantissime le scolaresche che sono passate, ovviamente il più gettonato è stato proprio il test con le macchine e con la poltrona per il colpo di frusta che vediamo proprio lì davanti a noi, con un ragazzo che è seduto per far capire che cosa accade quando c'è un colpo di frusta. Avete visto che ci sono i vigili del fuoco, anche loro insomma con tantissimi studenti che hanno fatto le domande più disparate: come si riesce a tagliare una lamiera, come si può estrarre una persona dall'abitacolo, a poi i carabinieri che hanno fatto provare anche gli alcol test. Uno dei punti importanti, il fatto di far capire ai ragazzi che bere può provocare un incidente grave. Alla polizia locale che ha fatto vedere dei filmati proprio di incidenti stradali sulle strade di Treviso, al SUEM di Treviso, dove lo vediamo, c'è un ragazzo che sta parlando proprio con un infermiere ed è un ragazzo che sta chiedendo come poter accedere a questa professione, ed è importante perché fino a poco tempo fa insomma parlavamo di mancanza di giovani in certe professioni. In realtà i giovani sono appassionati, stanno chiedendo, vogliono fare questa professione. Direttore, l'abbiamo fatta anche l'anno scorso, ma davvero questo è un successo importante, vedere questi ragazzi attenti, fra l'altro non insomma che vengono qua solo per passare una giornata all'aperto, ma proprio attenti a quello che accade. Sì, è la quinta edizione e io devo riscontrare che ogni edizione aumentiamo il numero dei partecipanti, quindi significa che questo metodo esperienziale di didattica e di coinvolgimento ha le sue ragioni e la sua efficacia. Quindi
quindi devo dire che i ragazzi veramente, ogni unità didattica che abbiamo proposto è sempre frequentata ai massimi livelli, ma naturalmente, come dicevi tu, è frequentata con l'attenzione dovuta a queste tematiche, che sono delle tematiche importanti per la propria vita e per la incolumità della propria esistenza, soprattutto se facciamo l'esperienza di conducente di veicoli a 4 ruote o a 2 ruote, quindi non c'è differenza. Naturalmente fargli toccare con mano queste situazioni porta in loro una esperienzialità che poi al momento opportuno, speriamo mai, però se si dovesse capitare può essere molto utile. Fra l'altro non è mai abbastanza fare iniziative come queste, perché lo sappiamo, la nostra provincia, la Marca, è purtroppo funestata da tanti incidenti stradali, l'abbiamo visto anche di recente, e purtroppo con esiti anche mortali, e quindi insegnare ai giovani e a far capire che cosa può provocare un determinato atteggiamento è fondamentale. Sì, assolutamente, l'insegnamento a questo target è importante. Naturalmente questa iniziativa è anche dedicata a tutti coloro che vivono di mobilità, perché la mobilità come dire, non si impara mai, cioè nel senso è sempre un'esperienza in più, e quindi se c'è qualcuno che poi ci vorrà venire a trovare per provare questa esperienza è sempre il benvenuto, quindi assolutamente sì. L'edizione sta andando molto bene, abbiamo avuto più di 600 ragazzi oggi, quindi devo dire che siamo soddisfatti e ringraziamo anche la meteorologia perché è importante. Grazie davvero direttore. Come potete vedere dei ragazzi che stanno andando, studenti che stanno andando con il vigile del fuoco che sta spiegando non solo il mezzo, ma anche, avete visto, l'auto che loro stanno utilizzando per tagliare le lamiere eccetera, ma anche sono tantissimi che vanno a provare le gazzelle dei carabinieri o le volanti della polizia. Invece proprio in questa tendone qua c'è la polizia locale e stanno, lo vedete, non so se riuscite a vederle, le immagini di un incidente stradale, ragazzi che stanno vedendo che cosa accade con determinati atteggiamenti sbagliati, incidenti con esiti, come dicevamo, anche davvero gravissimi e mortali. Qui insomma giornata che va avanti e va avanti bene. Stanno provando anche, Marta, l'ultima cosa degli alcol test dai carabinieri, è stato trovato anche qualcuno positivo, e questo è per rimarcare il fatto che i giovani non si rendono conto della gravità della situazione quando assumono dell'alcol, quando bevono, e il fatto che magari nella mattinata qualcuno fosse stato leggermente, non dico tanto, ma leggermente positivo, comunque già si capisce da questo insomma il fatto che non si sono ancora resi conto della pericolosità del bere. Qui da Treviso, da Piazzale Burchialati, Marta, è tutto. Se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia con Tommaso Migot per questo collegamento. Noi continuiamo parlando del caro carburanti, perché nonostante il taglio delle accise, il prezzo medio del diesel è ormai tornato quasi dappertutto sopra i 2 euro. Vediamo. Eni in questo periodo qui ha attuato una politica di prezzi altamente aggressiva, con differenziali molto alti rispetto alla concorrenza. Ovviamente la clientela ne approfitta, giustamente, quindi di conseguenza sono aumentate in modo molto pesante le vendite. A catena e Senescato poi a tutti gli impianti Eni ha cominciato a vendere molto, l'Eni non è più stato in grado di fare le forniture normali, quindi molti impianti Eni oggi in provincia sono chiusi, stanno per chiudere. Ecco spiegato il motivo per il quale diversi impianti nella Marca trevigiana sono rimasti letteralmente a secco, con Eni che ha adottato quella che Moreno Parin, rappresentante dei gestori di carburante, definisce una strategia di sottocosto. Secondo me l'Eni ha subito delle forti pressioni da parte del governo per mantenere possibilmente calmierare i prezzi del pubblico. Eni sta facendo danni a se stessa e anche al mercato, quindi non so una volta che cessa tutta questa confusione come andrà a finire le cose. Gli equilibri del resto sono delicatissimi, con la Guardia di Finanza che continua a vigilare. Il taglio temporaneo delle accise incide per 25 centesimi, ma il prezzo medio del diesel alla pompa in Veneto nelle scorse ore ha nuovamente superato i 2 euro di media, per l'esattezza 2,015. Noi
noi del settore sapevamo già il giorno della riduzione delle accise che meno 25 per effetto del taglio accise, ma c'era già un più 12 per effetto dei prezzi internazionali dei prodotti finiti, quindi logicamente lo sconto non c'è stato, effettivamente, no, almeno non si è visto, perché c'è stato ma non si è visto, e oggi siamo al punto di partenza. Anche per questo si guarda già a dopo Pasqua, quando il governo sarà chiamato a decidere se prorogare o meno il taglio. Su questo i gestori di impianti hanno le idee chiare. Dipende dove trovi i soldi, non vorrei che togliesse soldi alla sanità, alla scuola o altro, quindi bisogna vedere questo. Non è facile, io non sono in grado di fare previsioni, non sono al governo. Se fossi stato al governo probabilmente non avrei abbassato il costo delle accise, avrei distribuito qualcosina di più alle categorie più deboli dei cittadini. Chi mi viene qui con una macchina da 100.000 euro per 25 centesimi gli fanno un baffo, gli fa un baffo anche il gasolio a 5 euro al litro. Lo Stato dovrebbe redistribuire in maniera più equa quelle che sono le eventuali risorse a disposizione, aiutando chi è meno fortunato. Cambiamo argomento. Istituito a Jesolo il primo registro per le locazioni turistiche, uno strumento antitruffa per turisti ma anche per i proprietari degli appartamenti che vengono affittati per le vacanze. Un registro volontario per contrastare le truffe negli affitti turistici. Nasce a Jesolo l'iniziativa promossa da Confcommercio in collaborazione con Rescasa, Associazione Nazionale del Turismo in Appartamento, per certificare l'affidabilità degli alloggi destinati alle locazioni brevi. Il sistema prevede verifiche su esistenza degli immobili, dotazioni, localizzazioni e corrispondenza del codice identificativo nazionale, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza a turisti e proprietari e arginare gli annunci non veritieri. Vogliamo dare garanzie e sicurezza al nostro ospite. Tutti i nostri soci che hanno 2 o più appartamenti e che faranno parte di questo registro che noi faremo anche gratuitamente per tutti i nostri soci, è quello di certificare primo che l'appartamento esiste, perché purtroppo si legge spesso di truffe che vengono fatte, che a quel CIN corrisponde effettivamente un appartamento che ha questi requisiti. Quindi è un sistema per tutelare l'ospite. Non vogliamo fare le agenzie, non vogliamo sostituirci al lavoro degli altri, solo dare una garanzia in più. L'iniziativa si inserisce in un settore in forte crescita. Nel 2025 l'extra-alberghiero a Jesolo ha superato 1.200.000 presenze, in aumento rispetto all'anno precedente. Sul fronte normativo resta il nodo delle locazioni brevi. Dal 1 gennaio chi affitta più di 2 appartamenti è considerato imprenditore con l'obbligo della partita IVA. Essenzialmente 2 missioni. La prima, aiutare chi vuole essere un vero professionista nel mondo della gestione del turismo in appartamento a capire quali sono le regole, dove vanno le regole, in che direzioni la normativa si sposta e a sapere come rispettarle, ma soprattutto sapere dove va il mercato. Quello che guida il nostro settore è l'ospite, la sua esigenza, la sua richiesta di servizi sempre migliori, sempre più professionali, e questo è il maggior contributo di Rescasa sul territorio. Ed ora andiamo in Friuli Venezia Giulia per tornare a parlare della tragedia del Natisone. Il processo è tornato in aula per l'ammissione di testimoni e prove. Il giudice ha tagliato più di metà dei testimoni della procura e ha ammesso tutte le prove prodotte. La difesa aveva chiesto l'esclusione di 2 video. Nuova udienza tecnica del processo per la tragedia del Natisone. Dalla prossima si inizierà con il dibattimento vero e proprio. La data di oggi era stata calendarizzata per definire l'ammissione di prove e testimoni dopo la costituzione dei responsabili civili, ARCS e Ministero dell'Interno con i rispettivi avvocati. È proprio dall'avvocato Rino Battocletti, che ha assunto la difesa dell'Agenzia regionale Coordinamento Salute per la responsabilità relativa all'operato di Michele Nonino, l'infermiere della Sores imputato, è arrivata un'eccezione alla quale si sono uniformati tutti gli avvocati della difesa sull'ammissione tra le prove di 2 video prodotti dalla procura nel copioso fascicolo di indagine relativi alla simulazione dell'intervento di un elicottero dalla base del velivolo sanitario della Sores di Campoformido. I video stimano il tempo di percorrenza dal decollo all'arrivo su Premariacco Beach e il recupero di 3 persone nel punto esatto dove Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar attesero invano l'arrivo dei soccorsi prima di essere inghiottiti e uccisi dal Natisone.
Il giudice ha respinto la richiesta delle difese e ha ammesso i 2 video, che verranno dunque mostrati in aula nel corso del dibattimento. Le difese hanno depositato altra documentazione. Il giudice ha poi deciso un importante taglio al numero dei testimoni citati dalla procura, che ne aveva indicati una 50. L'accusa ne potrà sentire al massimo 20, con riserva di aggiungerne altri se ritenuto necessario. Analogamente per le difese il massimo dei testimoni ammessi sarà di 10 per ciascuno. Prima di chiudere l'udienza, il giudice ha fissato le prossime 2 date che vedranno il processo spostarsi nell'aula Falcone e Borsellino, più adatta per mostrare i contributi audio e video che il procuratore Lia e il sostituto Letizia Puppa hanno raccolto in sede di indagine. Le prossime 2 udienze si terranno il 4 e il 18 giugno 2026. La procura produrrà documentazione multimediale a supporto delle testimonianze e delle consulenze che verranno presentate. E restiamo in Friuli Venezia Giulia per parlare di morti sul lavoro. Ad un anno dalla tragedia dell'STM di Maniago, la mamma ricorda Daniel Tafa. Oggi avrebbe compiuto 23 anni ed il suo ricordo resta vivo nella comunità. Avrei tanto voluto fargli gli auguri qui a casa, ma purtroppo sono dovuta andare a fare gli auguri al cimitero. E non è bello per una madre, per i genitori, per un papà, per i sorelle, fratello. No, non è bello andare a fare gli auguri proprio là. Avrebbe compiuto 23 anni Daniel Tafa, ragazzo deceduto lo scorso anno, la notte del 25 marzo, poche ore dopo aver festeggiato il suo compleanno. Un giovane descritto da tutti come brillante, con un cuore grande, la cui vita è stata spezzata da una tragedia che nessun genitore dovrebbe mai conoscere. Si trovava nella zona industriale di Maniago, presso l'azienda STM, specializzata nello stampaggio a caldo, quando tutto si è fermato. Stava lavorando vicino a una pressa quando uno stampo esploso. Un'esplosione violenta e una scheggia incandescente lo ha colpito alla schiena, strappandolo alla vita. A un anno di distanza restano ancora troppe domande senza risposta. Secondo la madre di Daniel, la giustizia non è ancora stata fatta. Un destino crudele che rende oggi il suo compleanno un momento ancora più doloroso. Purtroppo il dolore è sempre più profonda, sempre più profonda. Il dolore per Daniel ci uccide ogni giorno, ci uccide ogni giorno di più, anche perché non sappiamo niente cosa è successo realmente quella sera. E non avremo pace finché Daniel avrà giustizia. Nonostante ciò, in mezzo al dolore c'è la vicinanza della comunità di Vajont. C'è tutta Vajont, è stata vicina a noi. Io non posso ringraziarli abbastanza. Gli amici di Daniel che tutt'oggi continuano a venire, e io, vedendo i suoi amici, vedo il mondo, vedo Dio. Quando vedo loro sono la più felice del mondo, perché in loro vedo Daniel. Li spio anche quando vanno a giocare a basket, io mi nascondo lì negli alberi, li spio, rido e piango nello stesso tempo, perché è un dolore, una gioia, è un mix di emozione. Ancora cronaca, torniamo a Vicenza, follia all'ospedale San Bortolo, un paziente morde un vigilante e semina lo scompiglio. È un tipo aggressivo, un personaggio che infastidisce i passanti in città a Vicenza. Interviene la polizia locale che lo porta all'ospedale San Bortolo e qui, vista la sua agitazione, viene sedato. Ma quando si sveglia in piena notte si scatena. L'immigrato, all'interno della zona rossa dell'ospedale, urla, inveisce contro tutti i presenti, sputa, aggredisce i sanitari. Viene lanciato l'allarme, interviene la vigilanza, ma l'uomo morde sul braccio una guardia giurata. Sul posto arriva la polizia e, dato che lo straniero non ha bisogno di ulteriori accertamenti sanitari, decide di portarlo in questura. Una volta uscito dall'ospedale, però, l'uomo tenta di fuggire e, spingendo un agente con una spallata, colpisce l'altro con un calcio sul ginocchio. Nonostante la sua aggressività, viene fatto salire sull'auto della polizia, dove durante il tragitto prende a testate la parete di plexiglass. Arrivato in questura, viene identificato. Si tratta di un egiziano di 32 anni. Anche qui sferra un calcio al petto di un agente. Scatta l'arresto. L'accusa è di lesioni personali agli operatori sanitari e resistenza a pubblico ufficiale.
Assicuratore di Arzignano truffa numerosi clienti, la Cassazione accoglie il ricorso di una vittima da 632.000 euro. Risparmio tradito. Un'altra storia di risparmio tradito è quella dell'assicuratore Marco Carlotto con l'Assigrifo SRL. Fu un crack di ingenti proporzioni. Una storia che partita da Arzignano è arrivata a Roma, fino alla Cassazione, tra accuse di raggiri, polizze vita e risparmi spariti. Carlotto, 53 anni, aveva raggirato numerosi clienti, tra cui l'erede di un pensionato che in 4 anni aveva sottoscritto 9 polizze per quasi 350.000 euro attraverso Assigrifo, poi dichiarata fallita. Una vicenda che aveva spinto il Tribunale di Vicenza a condannare Inas Italia e Generali a risarcire integralmente le 3 sorelle, ritenendo decisivo sia il comportamento doloso dell'intermediario sia il mancato controllo da parte delle compagnie. Adesso la Cassazione ha reso definitiva anche la sentenza che impone a Generali e all'assicuratore Valerio Dal Sasso di pagare in solido 632.000 euro versati per polizze a capitalizzazione mai liquidati. Generali rilevò Inas Italia, di cui Carlotto, radiato come intermediario finanziario dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, era subagente. La Corte, presieduta da Marco Rossetti, ha respinto il ricorso sia dell'intermediario Dal Sasso che di Generali, ma ha accolto 2 motivi del ricorso della cliente danneggiata Lucia R. per il ricalcolo degli interessi sui 632.000 euro dovuti. Restano dunque aperti i nodi principali: l'effettiva entità dei rimborsi, il ruolo degli intermediari e le responsabilità delle compagnie assicuratrici nella vigilanza. Una vicenda che incrocia la fiducia tradita da parte di Carlotto e controlli mancati e che, dopo tanti anni di battaglie legali, è ancora lontana da una parola definitiva. Dal trevigiano festino a base di droghe sta meglio ed è stato dimesso il 51enne di Lignano che ha rischiato la vita a causa di un mix pare di cocaina ed eroina assunto durante un presunto festino in un bed and breakfast nel Coneglianese, dove erano presenti anche una 23enne ed una 30enne, una delle 2 è escort. La procura ha aperto un fascicolo che vede indagate le 2 donne per spaccio di stupefacenti e lesioni come conseguenza di altro reato, ma le 2 donne, sentite dagli agenti del commissariato di Conegliano, avrebbero detto di non essere state loro a portare la droga nella stanza. Ora sarà la deposizione del 51enne a far luce sulla vicenda, chi ha portato la droga nella stanza e soprattutto di che stupefacente si trattasse. Intanto le indagini della polizia per accertare se dietro a questa vicenda possa esserci un giro più ampio dedito allo spaccio, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Le indagini appunto continuano. E restiamo nel trevigiano con la cronaca giudiziaria, con l'omicidio di Anica Panfile. La Corte d'Assise d'Appello ha accolto la richiesta della Procura Generale di effettuare una consulenza tecnica sui tabulati dei cellulari della vittima e di Franco Battaglia. Ci sarà l'esame sui tabulati dei cellulari di Anica Panfile, la vittima, e di Franco Battaglia, assolto in primo grado dall'accusa di aver ucciso la 31enne romena. La richiesta è stata presentata dalla Procura Generale e la Corte d'Assise d'Appello di Venezia ha accolto l'istanza. Sotto la lente di ingrandimento ci sarà anche la valutazione dell'operatività del telefono di Anica in un arco temporale di 20 minuti, quando, secondo la difesa, il cellulare di Battaglia sarebbe stato lontano rispetto a dove si trovava quello della vittima. La richiesta formulata dalla Procura sarebbe stata motivata da un'incertezza nell'interpretazione dei dati tecnici. Diversa l'opinione dell'avvocato Fabio Crea, difensore di Battaglia. Ritengo che i dati non fossero contrastanti, soprattutto perché nel corso dell'istruttoria di primo grado c'era una piena convergenza tra le valutazioni dei carabinieri specializzati e del consulente di parte, dell'ingegner Vitiello della difesa. Per cui ho trovato
trovato una richiesta un po' strumentale per introdurre un elemento, quello della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, necessaria per poter auspicare una riforma della sentenza di primo grado. Senza questa nuova perizia non ci sarebbe potuto essere né un appello né una possibile revisione della sentenza di primo grado. Credo non ci siano problemi sull'interpretazione tecnica dei dati, dice l'avvocato Crea, poi aggiunge. Ma anche la circostanza che ero stato proprio io a sollecitare una perizia alla Corte d'Assise, che l'ha ritenuta non necessaria evidentemente proprio per la convergenza dei dati, ma questo a testimonianza del fatto che non temiamo alcun tipo di approfondimento tecnico. Quindi lei è tranquillo, il suo assistito è tranquillo, lo ha sentito, non era presente questa mattina? No, stamattina no, proprio perché si trattava di introdurre questa questione relativa a una questione preliminare, diciamo così. Lui è tranquillo? Sì, è sereno. Battaglia continua a lavorare in pescheria. Il 13 aprile intanto ci sarà il conferimento dell'incarico al perito, che avrà dai 30 a 60 giorni per il deposito della perizia, poi inizierà la discussione del processo in appello. Lei è tranquillo, lei dice anche il dato che è emerso in primo grado è pacifico, le due celle erano diverse, il cellulare di Battaglia e il cellulare di Anica erano agganciati a due celle diverse e questo è pacifico. Sono tranquillo sia perché il dato tecnico è oggettivo e incontrovertibile, sia perché Battaglia è innocente. Ed ancora cronaca giudiziaria, un sacerdote racconta in aula il raggiro di cui era stato vittima da parte di una giovane cui consegnò 40.000 euro, voleva evitare uno scandalo. Sei il padre di mio figlio, lo avrebbe detto l'amante che si era spacciata per una minorenne a un sacerdote trevigiano. A raccontarlo in aula il religioso nel corso del processo per il vile ricatto ai suoi danni. Il prete in più occasioni avrebbe consegnato 40.000 euro prima di rivolgersi ai carabinieri. Erano i miei risparmi, afferma il sacerdote al tribunale. Siamo dalle parti di Castelfranco. In aula testimonia il parroco, oggi 73enne, che ha raccontato della relazione sessuale con una ragazza bolzanina, ben più grande degli anni che dichiarava. Una storia che, sempre secondo la ricostruzione della procura, si era trasformata in una ripetuta richiesta di denaro. 10.000 euro iniziali per abortire all'estero, in Austria. Non c'era nulla di vero, ma la vittima non voleva lo scandalo. Il prete parla di pressione, di un coinvolgimento emotivo e di una situazione che l'aveva prostrato, messo alle corde sul piano psicologico, fino a spingerlo a consegnare le somme di denaro. Sul banco degli imputati una coppia accusata di circonvenzione di persona incapace, la donna che all'epoca si presentò come Anna e il compagno. La difesa respinge le accuse e sostiene una versione diversa, contestando la ricostruzione accusatoria. Il sacerdote ha riferito di essersi sentito raggirato, raccontando di aver agito anche per evitare lo scandalo e le conseguenze sulla comunità. Un quadro complesso fatto di rapporti personali, vulnerabilità e presunte pressioni economiche. Il processo è in corso e sarà il tribunale a stabilire responsabilità e verità su una vicenda delicata che intreccia vita privata, fede e giustizia. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca giudiziaria da Vicenza. Una donna per 2 anni avrebbe perseguitato la rivale in amore ed è finita a processo. Per la vittima un vero e proprio incubo. Una storia di corna che approda a Palazzo di Giustizia. Per quasi 2 anni avrebbe reso impossibile la vita alla rivale in amore. Sono i contorni di una vicenda che, secondo la procura, ha trasformato una rivalità sentimentale in un vero e proprio incubo psicologico con risvolti da codice penale. La giudice Rigon sta processando in tribunale a Vicenza una donna di 57 anni, residente a Montecchio Maggiore, imputata di atti persecutori.
Per l'accusa pubblica e privata, sostenuta dall'avvocato Sonia Negro, la donna ha messo in atto condotte reiterate di minacce e molestie nei confronti di una 54enne, accusandola di avere avuto una relazione con il suo ex compagno. In particolare le avrebbe detto a muso duro di andare con gli uomini delle altre donne. Non solo, per la vittima l'imputata si appostava vicino alla sua abitazione e l'avrebbe insultata anche davanti ad altre persone, oltre ad aver effettuato ripetute telefonate moleste, arrivando a minacciarla. Condotte che per la procura hanno provocato nella parte offesa un grave e perdurante stato di ansia e paura, tale da costringerla a cambiare abitudini quotidiane e percorsi abituali, per timore di incontrare la presunta persecutrice. Stalker recidivo, dopo la prima sentenza continua a molestare l'ex compagna, nuova condanna per un 33enne. La storia ci riporta in provincia di Treviso. Non gli è bastata la prima sentenza, ma ha continuato a molestare l'ex compagna. Un 33enne è stato condannato in abbreviato, sempre per atti persecutori, a 4 mesi, in continuazione con la precedente condanna di 1 anno e 2 mesi. Il 33enne, a cui era stata preclusa la via della giustizia riparativa, aveva risarcito la vittima ed aveva accettato la prescrizione di partecipare ai corsi per uomini che si sono macchiati di reati di genere, cosa che gli aveva permesso di ottenere le attenuanti generiche. Una storia iniziata nel 2022 e terminata con la chiusura della relazione da parte della vittima, tormentata dalla gelosia dell'uomo e dai maltrattamenti. Dopo la denuncia presentata dalla giovane donna, il pubblico ministero aveva chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento ed aveva apposto il braccialetto elettronico. Lui, la sera stessa, si era presentato dalla ragazza, così la misura era stata aggravata negli arresti domiciliari. La prima condanna però non lo ha persuaso, ha inviato alla ragazza frasi offensive e volgari e l'ha seguita. Ora la nuova sentenza. Ed ora spazio all'approfondimento di oggi, un approfondimento dedicato ad un tema estremamente delicato e purtroppo di continua attualità, quello dei femminicidi e quello degli orfani di femminicidio. Abbiamo in collegamento, e li ringrazio per essere con noi, la dottoressa Federica Sandi, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Buongiorno dottoressa, grazie per essere con noi, e Giuseppe buongiorno, e Giuseppe Del Monte, presidente dell'associazione Olga. Buongiorno, la vediamo, buongiorno la a vediamo voi, grazie. vestito da lavoro, sappiamo che lei lavora in sala operatoria come strumentista, quindi la ringrazio davvero per aver trovato questi minuti da dedicarci. Ne parliamo di questo tema oggi perché è in programma sabato a Padova un convegno dedicato proprio al femminicidio e agli orfani speciali. Sabato prossimo, 28 marzo, un convegno quindi che metterà a confronto su questo tema esperti del settore. Ovviamente oltre agli ordini degli psicologi ci saranno anche l'Ordine degli Avvocati di Padova, ma poi anche tutta una serie di figure professionali che stanno affrontando questo tema e questi problemi sviscerati, diciamo, a 360 gradi, dal trauma della perdita, violenza, dai tempi della giustizia alla tutela dei diritti economici degli orfani, fino poi a parlare delle famiglie affidatarie, del dialogo con le procure, con i tribunali e poi i servizi sociali ed i centri antiviolenza. Le problematiche sono davvero tante. Dottoressa Sandi, è il secondo appuntamento che voi come Ordine degli Psicologi dedicate a questo tema. Perché l'avete scelto e perché ritenete che sia davvero così importante approfondire queste tematiche? Sì, è il secondo appuntamento perché riteniamo che sia fondamentale approfondire questo tema con tutti i professionisti e tutte le figure che sono coinvolte, anche con la politica, perché ci saranno anche delle figure politiche a parlare con noi di quali sono gli avanzamenti a livello nazionale su quello che si sta facendo per questi ragazzi, per questi bambini e per queste famiglie.
perché il reato di femminicidio è una cosa terribile, ma che porta con sé degli strascichi a lunghissimo termine, e che questi bambini, questi minori diventeranno degli adulti, dei cittadini, ed è giusto che questa società faccia di tutto per avere dei cittadini, per avere degli adulti che stiano bene e sereni con loro stessi. Quindi l'unico modo per farlo è far modo che tutte le figure che sono coinvolte in queste tematiche parlino insieme, si confrontino, siano consapevoli di quello che si sta facendo e di quello che possono fare, quali sono le attenzioni particolari, perché capiterà anche ai professionisti di incontrare nei propri studi degli adulti che hanno vissuto queste esperienze e quindi devono sapere qual è il loro passato. Quindi dobbiamo lavorare sul presente e sul futuro di queste persone. Per quello ci teniamo particolarmente a organizzare eventi come questo che mettano insieme tante professioni diverse e tanti professionisti. Senz'altro, e Giuseppe Del Monte è diciamo la prova vivente che questi problemi si possono affrontare e si possono anche superare, perché lei purtroppo ha subito sulla sua pelle le conseguenze del femminicidio, della uccisione di sua mamma Olga, e di qui infatti il nome dell'associazione che lei ha fondato, che si chiama appunto Olga, per sostenere proprio chi subisce maltrattamenti ed abusi. Vorrei chiederle innanzitutto come lei è riuscito a superare tutto questo e perché poi ha deciso proprio di dedicare anche una grossa parte della sua vita a sostenere le persone che appunto subiscono violenza. Ma guardi, intanto grazie dell'invito, ringrazio anche l'Ordine degli Psicologi del Veneto, dove ci troveremo sabato. Sono onorato di essere stato invitato perché appunto affronteremo questa tematica grossa che è la tutela e la gestione di un orfano di femminicidio. Io sono rimasto orfano all'età di 19 anni nel 1997, quando ancora non c'era neanche il termine femminicidio, e quindi ero il classico orfano invisibile dove nessuno mai si è posto il problema che io esistessi e se avessi avuto bisogno di qualcosa. Quindi io e i miei fratelli ce la siamo dovuti cavare da soli nell'indifferenza più totale dal punto di vista istituzionale. È stato un percorso molto lungo il mio, 20 anni di silenzio, anni di psicoterapia, una volta che sono cresciuto e mi potevo permettere appunto di pagarmi una psicoterapia. E dopodiché, una volta elaborato questo lutto, ma ripeto, ci ho messo tanti anni, mi sono dedicato appunto a questa tematica e oggi tutto il mio dolore, diciamo così, si è trasformato in un impegno sociale, e attraverso l'associazione Olga, oltre a fare tutto un programma di prevenzione e sensibilizzazione riguardo alla violenza di genere, ci occupiamo di capire come poter migliorare l'unica legge che c'è oggi a tutela dell'orfano di femminicidio, che è la 4 del 2018, e devo dire che è stata una apripista, è una legge che sicuramente va modificata, perché non quello che denuncio io, ma che denunciano le famiglie degli orfani di femminicidio, non agisce nell'immediatezza del reato. Quindi oggi siamo ancora di fronte a una situazione dove non esiste un'anagrafe e non sappiamo ancora quanti orfani di femminicidio ci sono in Italia. Devo dire che la commissione attuale ha fatto un lavoro di audizione enorme, dove ha sviscerato la problematica, invitando anche il sottoscritto in commissione per raccontare che cosa vuol dire essere oggi orfano di femminicidio e che cosa vuol dire per una famiglia gestire un orfano di femminicidio. Ne è venuta fuori una relazione d'inchiesta che è sicuramente da integrare alla legge che c'è. Insomma, bisogna ancora fare molto, perché questi orfani di femminicidio vanno accompagnati in un percorso che durerà sicuramente anno, con un programma multidisciplinare. Senz'altro è uno degli aspetti, diciamo, sicuramente molto importanti, dottoressa Sandi, come accennava appunto Giuseppe Del Monte, è quella del sostegno psicologico immediato, perché
possiamo immaginare quali traumi si trovano ad affrontare questi bambini, queste bambine, questi ragazzi, magari adolescenti che perdono la mamma per mano del papà che poi o finisce in carcere o talvolta cade, si suicida, spesso magari per anni hanno assistito a violenze in famiglia, magari assistono anche alla violenza finale della morte appunto della mamma, e questo purtroppo ancora non c'è nel nostro ordinamento, non è previsto un sostegno psicologico immediato per questi bambini, per questi ragazzi. Invece dovrebbe essere tempestivo se non immediato, perché appunto, come ha detto lei, questi bambini vivono un trauma fortissimo, perdono la madre, perdono il padre, perché in ogni caso non farà parte della loro vita, perdono tutti i loro punti di riferimento, la casa, la quotidianità, la scuola, dove stanno magari adesso, perché devono trasferirsi presso un'altra famiglia, devono entrare in un'altra casa, che è quella dei nonni e degli zii, prevalentemente, e si spera. Ma arrivano a questo punto traumatico dopo però altri traumi, perché il femminicidio non è mai qualcosa che avviene improvvisamente, ci sono delle avvisaglie, ci sono stati degli eventi già traumatici che hanno vissuto i figli, per cui arrivano con un vissuto psicologico molto importante da elaborare il più velocemente possibile, anche se ci vorranno molti anni, molto tempo, molte riprese di questo lavoro, come diceva Giuseppe Del Monte, è qualcosa su cui si lavora anche da adulti, ma una presa in carico tempestiva della situazione psicologica del minore è fondamentale per cercare di evitare che ci siano dei danni a lungo termine nel loro benessere psichico, che è già fortemente invalidato da tutto quello che hanno vissuto fino a questo momento. Certo, Giuseppe Del Monte, peraltro poi lei ha più volte sottolineato in questi anni anche il divario, il paradosso del divario di trattamento che c'è tra gli assassini e le loro vittime, perché paradossalmente magari l'assassino in carcere riceve fin da subito le cure necessarie, riceve fin da subito l'assistenza psicologica, le vittime, i bambini, gli adolescenti purtroppo, come sentivamo, no. Sì, questa è una cosa che io denuncio tutte le volte e lo racconto per far capire la disparità di interventi che c'è tra la vittima e il carnefice. Io dico sempre che mio padre ha avuto lo psicologo la settimana dopo e ce l'ha da 28 anni gratis. Io il primo che ho visto, l'ho visto dopo 20 anni perché me lo sono pagato di tasca mia, e le dico che a mio padre è stata data la possibilità di studiare e a me a 19 anni è stata tolta perché non avevo più la possibilità economica e la lucidità mentale per poter fare un percorso universitario. Quindi ci sono tutta una serie di attenzioni che oggi il carnefice ha per le sue ragioni, perché la legge glielo consente, ma non possiamo far finta che anche le vittime collaterali, che ripeto non sono solo gli orfani di femminicidio, un femminicidio provoca uno tsunami che coinvolge tutta una serie di persone. Non dimentichiamoci, come ha detto la dottoressa prima, che spesso questi bambini vengono affidati ai nonni o agli zii. Noi stiamo affidando un bambino a cui bisogna dare centinaia di risposte riguardo alla sua condizione, perché non c'è più la mamma, perché non c'è più il papà, perché cambia casa, perché cambia scuola e quant'altro, a dei nonni che prima di essere nonni sono genitori di una figlia uccisa magari a coltellate, che penso che per un genitore perdere una figlia in quelle condizioni è una cosa innaturale, e quindi pensare che questi nonni abbiano una serenità mentale per poter improvvisamente diventare genitori e crescere questi bambini in maniera ottimale la vedo difficile se non si dà un sostegno anche al caregiver e in questo caso ai nonni. Quindi è un argomento talmente vasto, è un dolore che prevale su tantissime persone che non possiamo oggi permetterci più di ignorare. Certo, e dottoressa Sandi, è un argomento quindi talmente vasto, talmente complesso che necessariamente deve essere affrontato con professionisti e da tutti questi punti di vista diversi, perché ognuno può dare il proprio contributo, ognuno può dare il proprio supporto. Sabato, quindi, come cercherete di affrontare questo tema?
Allora, sabato ci aspetta una lunga giornata perché abbiamo appunto deciso di fare tutta una giornata per riuscire ad approfondire al meglio questi aspetti. La mattina parleranno tutti gli esperti, dalla politica, ci sarà l'onorevole Semenzato che presiede la Commissione Femminicidio, ci saranno contributi di enti nazionali che supportano progetti a favore di questi orfani, ci saranno dei magistrati, avvocati, psicologi, assistenti sociali e tutti insieme capiremo qual è lo stato dell'arte e il contributo di ognuno. Nel pomeriggio abbiamo voluto mettere delle tavole rotonde per far confrontare tra loro i professionisti, per far capire quali sono i margini di miglioramenti e che cosa manca e creare più consapevolezza in tutti di qual è il ruolo reciproco. Quindi ci vedremo tutto il giorno, dalla mattina alla sera, per riuscire ad approfondire il meglio possibile. Spero che per tutti i colleghi, tutti i professionisti presenti sia una buona occasione per comprendere meglio cosa vuol dire lavorare in queste situazioni nel breve e nel lunghissimo termine. Ecco, per concludere, Giuseppe Del Monte, volevo chiederle di spiegare un po' una frase che ho visto essere ricorrente in tutte le interviste che lei ha rilasciato nell'ultimo periodo, ed è quella relativa all'indifferenza, l'indifferenza che uccide, ed è questo uno, forse mi pare di aver capito, insomma, dei capisaldi che lei sta cercando di portare avanti con l'associazione Olga, che porta il nome della sua mamma. Sì, assolutamente. Io quando vado nelle scuole incontro gli studenti, dico loro che oggi io ho vissuto la violenza come qualcosa di cui vergognarmi e quindi era impensabile in quegli anni provare anche solo a chiedere aiuto, perché sapevamo già che non c'era nessuno che ci potesse aiutare. Di contro sapevo anche che molte persone sapevano e nessuno aveva fatto in modo che il tutto finisse. Quindi oggi dico a loro che se conoscono una situazione di violenza, se la stanno vivendo o se conoscono che qualcuno di accanto a loro, che possono essere gli amici, i parenti, i vicini di casa, quant'altro, hanno il dovere morale di manifestare e portare a galla questa violenza, perché l'indifferenza io la reputo il primo omicidio, quindi l'indifferenza uccide veramente. Perché e quindi oggi segnali, abbiamo tutti gli strumenti per fronteggiare qualsiasi tipo di violenza. Oggi non ci si può più vergognare di subire violenza, ma chi si deve vergognare è chi la pratica, e quindi questo è un messaggio che io porto sempre agli studenti e ai giovani che incontro regolarmente. Ecco, perché ci sono dei segnali, no, Del Monte, che non possiamo non vedere. Assolutamente sì, sono quei famosi campanelli d'allarme che banalmente anche i nostri adolescenti manifestano, ma spesso un po' affatti dalla velocità che questa vita ci condanna, ogni tanto ce li perdiamo. Noi come associazione parliamo anche al corpo docenti e ai genitori, cercando di fargli capire che qualsiasi cambiamento improvviso che avviene nella quotidianità dell'adolescente può portarci a pensare che sta vivendo qualcosa di non sano, e quindi è importante saper riconoscere i campanelli d'allarme e soprattutto intervenire, ma nel momento in cui loro lo manifestano ovviamente devono trovare delle persone pronte e capaci di aiutarli, questo sicuramente. Certo, allora purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie alla dottoressa Federica Sandi, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, e grazie a Giuseppe Del Monte, presidente dell'associazione Olga. Buon lavoro e grazie per tutto quello che state facendo. Grazie a voi dello spazio. Arrivederci, grazie. Grazie, allora termina qui la prima edizione dei nostri telegiornali, grazie a tutti voi per essere stati con noi, vi lascio come sempre subito dopo la sigla alle previsioni del tempo con il nostro meteo, perché è in arrivo nelle prossime ore un colpo di coda dell'inverno. A tutti un buon pomeriggio, arrivederci.